Segnali positivi dal bollettino regionale del contagio, ci sono però 5 morti, dei quali 4 a Cosenza. Il numero dei tamponi eseguiti è di 3.000. Non si schioda dalle ultime posizioni la Calabria, dove il numero dei vaccini inoculati risulta essere ancora inferiore alla media nazionale. Intanto nei frigoriferi delle regioni sono custoditi oltre 2 milioni di dosi di AstraZeneca. Il virus può essere contratto anche da chi è vaccinato, ma c'è una sostanziale differenza, come spiega ai nostri microfoni il professor Arnaldo Caruso. I sindacati calabresi chiedono al ministro Speranza di prestare attenzione alla situazione sanitaria calabrese. Vogliamo un tavolo tecnico. Il Cosenza naufraga ad Empoli, ma resta appeso ad un esile filo di speranza per evitare la retrocessione diretta. La Regina pareggia in casa. Playoff possibili. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque alcuni segnali positivi arrivano dal bollettino regionale ufficiale sui contagi. Ci sono poco più di 300 casi, ci sono purtroppo 5 morti, 4 dei quali a Cosenza. Il numero dei tamponi eseguiti è all'incirca di 3.000 tamponi su nuovi soggetti. Sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 726.583 soggetti, più 2.912 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 61.227, più 302 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 64, Catanzaro 41, Crotone 55, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 132, da altra regione sottoestero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 439 nei reparti di malattie infettive e 40 nelle terapie intensive, 5 vittime nelle ultime 24 ore, 1.040 in totale dall'inizio della pandemia. E ieri ci siamo occupati del caso di Villaflora, una struttura per anziani dove sono verificati dei contagi, c'è un vero e proprio focolaio fra persone già vaccinate. Oggi ce ne parla il sindaco di Castrolibero Greco e poi abbiamo chiesto al professor Arnaldo Caruso, qualcosa che riguarda i contagi di persone già vaccinate, quindi la possibilità di contrarre il virus, quindi l'infezione, anche quando si è stati sottoposti alla vaccinazione. Sentiamo. Sono costantemente monitorate le condizioni dei 30 anziani ospiti di Villaflora di Castrolibero e dei 4 operatori della struttura risultati positivi al Covid. Il Comune è in contatto costantemente con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Villaflora è una casa di riposo, gli ospiti sono tutti ultraottantenni, per questo il focolaio ha suscitato molta apprensione, ma al momento la situazione è sotto controllo. Sono tutti over ottantenni, posso dire, qualche over novantenne, addirittura qualche centenario. Quello che ci interessava in primo luogo è la salute degli ospiti e degli operatori. Gli ospiti della struttura avevano tutti ricevuto la prima dose del vaccino, proprio per questo non hanno manifestato sintomi gravi del virus. Stanno tutti bene. Io dico meno male che ci sia stato che si siano potuti vaccinare e che ci sia stato il vaccino appunto a proteggere queste persone, perché altrimenti probabilmente avremmo raccontato una storia diversa e non ce lo auguriamo. Il sindaco vuole anche tranquillizzare la comunità di Castrolibero. Nessuno della struttura ha avuto contatti con l'esterno. Nessuno può uscire, nessuno può entrare, quindi voglio tranquillizzare anche la mia comunità, la comunità di Castrolibero, perché ecco, intanto non dobbiamo abbassare la guardia, il bel tempo ci porta ad uscire fuori con le belle giornate a riprendere i contatti sociali, che ben vengano, ma sempre con le dovute cautele e le protezioni che sappiamo sono indispensabili e necessarie. Dopo il vaccino solitamente non ci si ammala, ma ci si infetta, per cui il vaccino protegge dalla malattia, dai sintomi clinici, bloccando il virus nel momento in cui comincia a replicare dopo l'ingresso nel nostro organismo. Per cui da quando entra il virus a quando le nostre risposte
già preformate dal vaccino entrano in gioco, ci vogliono 3-4 giorni nei quali noi siamo capaci di essere infettanti anche per altri, ci infettiamo regolarmente, però poi interviene l'immunità che abbiamo come dire, richiamato con l'infezione, e quindi questa immunità che è stata generata dal vaccino ci protegge da ogni sintomo e dalla malattia. Quindi è giusto che sia così, come in tutti i vaccini c'è una protezione dalla malattia, ma non c'è ovviamente una protezione nella fase iniziale dall'infezione. Ci può essere qualche problema, io sono contento che siano tutti asintomatici, però siccome parliamo di persone che possono essere anche anziane, il vaccino non è ugualmente efficace in tutti i casi, infatti danno un'efficacia intorno al 90%, che significa che un 10% può non sviluppare quelle risposte immunitarie idonee a contrastare un'infezione virale. Abbiamo visto nella nostra esperienza che gli anziani sono quelli che sviluppano meno risposte immunitarie al vaccino rispetto ai giovani, quindi potrebbe fra gli anziani esserci qualcuno relativamente scoperto andare incontro a dei sintomi, anche a una malattia vera e propria, quindi non bisogna mai dare per scontato che il vaccino sia al 100% protettivo. E al momento anche i vaccinati stiano attenti, perché in una fase pandemica bisogna riguardarsi, come dicevo possiamo infettarci e possiamo anche ammalarci se non abbiamo risposto bene al vaccino, ma in ogni caso è sempre buona norma continuare a proteggersi per evitare ogni contatto, ogni possibilità anche di far del male agli altri. Quello che è successo in questa clinica probabilmente è una disattenzione da parte di altri, ritenendo che la vaccinazione fosse la panacea per tutti e avesse risolto ogni dubbio. C'è qualcuno sempre scoperto, bisogna tenerlo ben in conto ed evitare ogni atteggiamento di rilassamento in questo momento. E chiaramente poi per quanto riguarda la vaccinazione, tutti i vaccini sono risultati eccezionalmente validi nel contrastare anche le varianti, quindi più ci vacciniamo, più in fretta lo facciamo, più usciamo fuori da questa pandemia. Ecco, a proposito di vaccinazioni, di vaccini, abbiamo chiesto al professor Caruso un parere sul siero della AstraZeneca, perché i dubbi sul vaccino inglese stanno frenando la campagna vaccinale. Oggi siamo scesi di nuovo sotto le 500.000 dosi, ma molto al di sotto delle 500.000 dosi, anche per la rinuncia da parte di alcuni over 60, ai quali il vaccino è consigliato, l'AstraZeneca, di appunto vaccinarsi con questo siero. Tagli alle consegne non hanno comunque inficiato gli arrivi del vaccino, ce ne sono circa 2 milioni di dosi nei frigoriferi delle regioni inutilizzati, alcuni saranno utilizzati dai prossimi giorni in poi quando inizieranno le seconde dosi, ma altri sono destinati invece a restare nei frigoriferi. Sentiamo che ne pensa il professor Caruso. Diffidenza che non ha nessun senso di esserci, perché è un vaccino sicuro, è un vaccino molto efficace, non dà sintomatologie di nessun tipo gravi, se non appunto dei rialzi febbrili, un po' di astenia, cioè di mancanza di forze, ma cose che sono comuni anche al vaccino contro l'influenza. Direi che tutta quella che è stata la polemica di questo ultimo mese nei confronti di AstraZeneca va ridimensionato. Purtroppo anche un banale farmaco può dare un morto o un evento fatale ogni milione di persone, addirittura come in questo caso. Diciamo che i vaccini salvano milioni di persone, ci sta nei farmaci come nei vaccini un evento rarissimo che può essere anche fatale e di cui certamente dobbiamo preoccuparci, ma non certo essere così terrorizzati rispetto alla possibilità di salvare milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Intanto la Calabria è ancora penultima nella classifica nazionale per la somministrazione dei vaccini, bisogna recuperare i ritardi, il virus corre, ci sono diversi comuni in zona rossa, intanto torna in arancione Acri, San Giovanni in Fiore e Cutro. Sentiamo. La Calabria scende di nuovo sotto l'80% delle dosi di vaccino somministrate. In base al report del Ministero della Salute, infatti, su 742.430 dosi consegnate ne sono state somministrate 585.113, il 78,8%. Nella classifica nazionale la Calabria è al penultimo posto, peggio di noi solo la Sicilia che è al 78,3%. Eppure con i Vax Day si sperava di accelerare nella somministrazione dei vaccini, alta l'affluenza
l'affluenza nei centri vaccinali. Probabilmente però c'è qualcosa che non va nella trasmissione telematica dei dati, ma è anche vero che mentre il Lazio avvia le prenotazioni per gli under 55, in Calabria ancora si deve completare l'immunizzazione per gli over 80 e i fragili. Bisogna dunque recuperare al più presto i ritardi accumulati, anche perché il virus corre, le varianti preoccupano e ci sono diversi comuni in zona rossa. Fino al 13 aprile Montaltuffugo nel Cosentino, la frazione Paravati di Mileto nel Vibonese, Rocca Imperiale nel Cosentino rimane in zona rossa fino al 10 maggio, mentre Belvedere Spinello nel Crotonese fino al 17 maggio. Escono invece dalla zona rossa San Giovanni in Fiore Acri in provincia di Cosenza e Cutro comune del Crotonese. Decade infatti l'ordinanza del presidente Spirlì del 26 aprile con la quale aveva prorogato di 7 giorni l'ordinanza con la quale erano state istituite le zone rosse nei 3 comuni, dove negli ultimi giorni la situazione è decisamente migliorata. I sindacati calabresi chiedono al ministro Speranza di prestare attenzione alla situazione sanitaria della regione. Vogliamo un tavolo tecnico, sentiamo. Incontro operativo lo hanno definito i sindacati, quello con il ministro della salute Roberto Speranza. Le risorse ci sono e sono tante, ben 100 milioni di euro che possono essere impegnate per le assunzioni. E noi abbiamo necessità di sbloccare le assunzioni e le procedure per quanto riguarda i concorsi, per la stabilizzazione del precariato e per capire come rimettiamo in piedi la rete ospedaliera, la medicina territoriale e tentare anche di vedere un po' quello che sta accadendo sull'RSA e sulla partita legata appunto alla medicina di territorio. Tra le priorità segnalate il piano vaccinale. Accelerazione della campagna di vaccinazione. I numeri crescono ma siamo ancora ultimi, mancano punti vaccinali in maniera importante e in maniera omogenea su tutta la regione, c'è ancora qualche problema sul sistema di prenotazione. La riunione ha fatto il punto anche sulla gestione delle ASP, per le quali è stata avanzata una richiesta precisa. Abbiamo chiesto anche di fare una gestione stralcio per le ASP di Cosenza e di Reggio Calabria, perché ci sono problemi legati alle partite debitorie, e ovviamente abbiamo chiesto di intervenire anche verso il MEF, perché sia la questione legata ai bilanci sia la questione legata agli atti aziendali in questo momento andrebbero derogati. Quindi abbiamo chiesto che in questo confronto ci possa essere anche una partecipazione sia del tavolo Adduce che del tavolo tecnico del Ministero della Salute, perché ci sono questioni che attengono ai vari ministeri. Per completare il rafforzamento del sistema sanitario calabrese è fondamentale implementare l'ufficio del commissario. È necessario dotare la struttura commissariale di quelle figure previste nel decreto Calabria, quelle 25 unità che sul piano professionale devono affiancare il commissario. In Calabria non sono ancora arrivate e credo che da questo punto di vista possa arrivare la svolta. Prossimo servizio dedicato ai festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Anche quest'anno una festa a metà, diciamo così, per San Francesco di Paola. Oggi la grande celebrazione eucaristica officiata da Monsignor Francesco Nolè, vescovo di Cosenza Bisignano, ma presenti anche Monsignore Oliverio e Parca di Lungro e anche Monsignor Fiorini Morosini, che poi è appunto uno dei minimi, ex arcivescovo di Reggio Calabria Bova. Una cerimonia comunque partecipata e molto sentita dalla popolazione. San Francesco deve essere la luce della Calabria, ha detto Monsignor Nolè. La luce che si deve trasformare non solo in splendore che ci indica la via, ma anche in calore che ci riscalda il cuore. E San Francesco parlava di questa vampa che è apparsa sulla sua culla quando è nato, sulla sua casa, e poi l'ha messa nel suo cuore e l'ha lasciata qui come seme di bene, come seme di carità, seme di comunione. Presente naturalmente anche il presidente della regione Calabria, Nino Spirlì. Anche lui ha avuto parole di speranza per questa festa e per l'immagine, la figura di San Francesco di Paola. Noi dobbiamo essere forti come lui e sperare che con il nostro lavoro, con i nostri impegni e con la collaborazione di tutti si possa finalmente uscire, attraversare questo mare con la stessa leggerezza con cui l'ha attraversato San Francesco di Paola. Il presidente Spirlì ha anche avuto un momento di ricordo per la compianta presidente Iole Santelli. Per me è sempre molto difficile ripercorrere le stesse strade di questo
grande amore fraterno che c'è stato tra lei e me. Sono convinto e sicuro che oggi lei sia qui con noi, per cui proprio resto in questa chiesa oggi un minuto in più a pregare per la sua anima. I due momenti più toccanti di questa mattinata sono state sicuramente l'accensione della lampada votiva da parte del Presidente della Regione Nino Spirlì, ma anche la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco di Paola Roberto Perrotta a San Francesco di Paola. E con le parole di Perrotta vi lasciamo. Lui ha detto: non è cambiato niente, la festa deve essere comunque sempre dentro di noi. Non cambia niente perché il santo c'è sempre, ci richiama, ci siamo, e il santo lo sentiamo vicino soprattutto nei momenti di difficoltà. Oggi è proprio una di quelle occasioni nella quale aprire il cuore, la mente e metterci ancora di più in sintonia con lui. Era ai domiciliari dopo essere stata arrestata per aver soggiogato una minorenne minacciandola di sventure e sortilegi per ottenere denaro, ma nonostante il provvedimento restrittivo una donna di nazionalità serba continuava a minacciare la sua vittima tramite social. A scoprirlo gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, che oggi hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare portando la donna in carcere. E adesso vi raccontiamo la storia di Simon Luca, un bambino affetto da grave autismo, un bambino di Soverato, a cui è stato negato l'ingresso nella scuola dell'infanzia con una terapista per aiutarlo nei rapporti con insegnanti e compagni di classe. La città si è stretta attorno alla famiglia e anche il Consiglio Comunale ha stigmatizzato il gesto all'unanimità. Simon Luca non parla, non comunica, non fa domande, quindi è ignaro di tutto, però combattiamo noi per lui. Una battaglia che Irene Biancardi, la mamma di Simon Luca, ha deciso di portare avanti. Al bimbo affetto da grave autismo è stato negato il diritto ad avere un terapista in aula con lui, come previsto dalle norme vigenti, con il compito di fare da tramite con insegnanti e compagni di classe. Abbiamo chiesto alla scuola l'intervento in classe di un terapista privato che da poco ha introdotto nella vita di Simon Luca un sistema nuovo di comunicazione tramite le immagini, sicché si rende necessario l'allargamento di questa terapia a tutti i contesti di vita, in modo che il bambino si abitui a comunicare sempre con queste immagini. La scuola purtroppo dice di no. E se non proprio dice di no, rimanda il tutto all'anno prossimo. Una storia incredibile, le spese dello specialista sono a carico della famiglia e non si capisce come mai sia accaduto questo diniego. Sicuramente non sarebbe pesato sulla scuola perché è un terapista privato e la terapia è tutta a carico della famiglia. La scuola frequentata è quella della scuola materna, cioè dell'asilo. Stiamo dando voce a Simon Luca. Sembra una cosa semplice, ma noi stiamo cercando di portare avanti una battaglia comune, a quanto vedo, perché da che era partita come una battaglia privata dell'avvocato che rappresenta i genitori di Simon Luca, la mamma in particolare, oggi c'è tutta una comunità, c'è l'ente comune, c'è il sindaco che ha emesso un'ordinanza di protesta, io che ho chiesto più volte spiegazioni su determinati argomenti alla dirigente, sempre risposte molto evasive, molto poco concrete. A Soverato per la prima volta il Consiglio Comunale, sia maggioranza che opposizione, si sono schierati dalla stessa parte. Fa male, in qualità di rappresentanti di una comunità, aver visto in questi giorni Soverato balzare agli onori della cronaca, purtroppo per un caso spiacevole di un diritto negato per un bambino autistico, tra l'altro di far entrare all'interno della scuola un terapeuta pagato dalla famiglia, quindi una scelta immotivata che non riusciamo a capire e che ci auguriamo nel prossimo Consiglio di Istituto di giovedì possa essere superata con una risposta affermativa. Incontro oggi dei rappresentanti dei paesi del Mediterraneo che rappresentano la biodiversità in Europa.
Si chiama Natura 2000 e comprende una serie di seminari e videoconferenze dedicate alla biogeografica mediterranea, un'iniziativa per la prima volta svolta in Italia, in particolare in Calabria, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze, la messa in rete e la cooperazione sulla biodiversità. Esperti di 8 paesi europei che hanno modo di apprezzare le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della nostra regione attraverso contributi multimediali. All'evento in videoconferenza hanno partecipato esponenti del bacino del Mediterraneo: Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia, Francia, Cipro e Croazia. È un incontro che mette le basi per il nostro sviluppo. Insieme a questi paesi, valorizzando la biodiversità della nostra regione, delle nostre regioni, costruiremo quei percorsi di sensibilità, ma soprattutto di turismo naturalistico e archeologico su cui faremo crescere tutte le regioni del Mediterraneo. Abbiamo il dovere di riportare il Mediterraneo a essere il motore dell'economia e del turismo naturalistico ed archeologico della nostra Europa. Lo stiamo facendo insieme ai cittadini, ai nostri ragazzi, agli studenti, alle associazioni ambientaliste, al mondo del lavoro, insieme ai nostri sindaci. E sono fiero di quello che stiamo facendo. Sicuramente ci sarà un grande futuro per la nostra regione. E adesso lo sport, il calcio, pesante sconfitta del Cosenza a Empoli, i toscani festeggiano la promozione in Serie A, pareggia la Reggina in casa con l'Ascoli, c'è ancora speranza per il Cosenza nelle prossime 2 gare di raggiungere la salvezza anche tramite i play-out, mentre la Reggina è ancora a un passo dai play-off. A 180 minuti dalla fine del campionato di Serie B ci sono solo 2 verdetti già emessi, la promozione dell'Empoli e la retrocessione dell'Entella. Per il resto molto è ancora in gioco per il secondo posto in Paradiso e per la discesa in Serie C. Il Cosenza ha ceduto alla capolista dopo un avvio promettente, non reggendo l'urto di una squadra tornata su ottimi livelli dopo la battuta d'arresto di Ascoli. Un buon approccio con qualche puntata in avanti, poi una fase di pressione da parte dei padroni di casa che ha messo a dura prova la difesa rosso-blu fino al vantaggio siglato sul calcio di rigore concesso per la trattenuta di Idda sulla Mantia, dal dischetto Mancuso, rientrato dalla squalifica e a quota 20 gol in stagione. Nella prima frazione il raddoppio della capolista, ormai con un piede alla massima serie, assist quasi casuale per la Mantia, quello di Stulaz sembra proprio un tiro smorzato e gol alla sua ex squadra, che non resterà l'unico perché al ritorno in campo dopo la pausa, dopo la bella ma innocua conclusione di Carretta controllata da Brignoli, ecco l'azione innescata da Mancuso, rifinita da As e conclusa con il 3-0 dell'attaccante laziale. Partita chiusa o quasi. Prima della festa toscana, solo il sigillo di Bairami di testa per il 4-0 definitivo. La batosta non preclude le residue possibilità di salvezza del Cosenza, che dovrà fare il risultato nei prossimi turni e sperare negli incastri giusti delle altre gare per restare in corsa. La sfida tra le 2 formazioni più in palla del campionato non poteva che essere spettacolare. Reggina Ascoli, incrocio tra playoff e salvezza diretta, posta in palio altissima e 90 minuti ad alta tensione. Sono gli Amaranto a compiere il primo scatto deciso in avanti con Cionek che gira a rete l'assist di Dichiara, vantaggio per i padroni di casa che rischiano quasi subito di incassare il pareggio. Protagonista ancora Cionek in difficoltà nel confronto con Dionisi. Il tocco di mano del difensore permette a Sabili di andare sul dischetto. La botta dell'Ascolano è centrale, Nicolas intuisce e para, annullando il penalty. Ma il gol dei bianconeri è nell'aria, lo segna Bajic con un preciso diagonale che trova la traiettoria giusta per battere l'estremo difensore Amaranto. Nella ripresa d'Ascoli effettua il sorpasso, Sabili si fa perdonare con un gol straordinario da fuori area, un missile che parte basso e si insacca sotto la traversa, non lasciando scampo a Nicolas. La Regina non ci sta, almeno un punto serve per restare incollati alla zona playoff. Ci pensa Montalto ad inarcarsi in area e a mettere dentro l'assist di Rivas per il 2-2. La gara resta vincente con azioni da entrambe le parti e occasioni di gol a raffica, ma il risultato resta inchiodato sul pari. Tutto è rimandato alle prossime 2 partite. Adesso l'economia con la borsa, vediamo. Chiusura in rosso per le borse europee. I mercati hanno subito un marcato peggioramento nel pomeriggio, sorprendendo parzialmente gli operatori. Tra le possibili cause vengono citate le tensioni Cina-Taiwan, il lockdown di Singapore e la decisione di Ferrari di posticipare i target finanziari, ma la ragione potrebbe essere semplicemente legata al fatto che l'azionario vicino ai massimi abbia già apprezzato le prospettive di ripresa emerse dalle trimestrali e fatichi a trovare nuovi spunti per proseguire il rally.
Particolarmente penalizzati i tecnologici, in scia alla rotazione settoriale verso i titoli ciclici legati a petrolio, materie prime e viaggi in scia all'ottimismo per l'allentamento delle restrizioni. Per quanto riguarda Piazza Affari, da domani l'attenzione si sposterà sui conti del primo trimestre 2021 delle banche che prenderanno il via con le big Intesa San Paolo e Unicredit. Focus in particolare sul consolidamento nel settore, in scia ai rumor secondo cui il governo starebbe lavorando per estendere e ampliare gli incentivi per le aggregazioni. Così il FTSE MIB chiude in ribasso dell'1,8%, pesante anche il DAX di Francoforte meno 2,5%, mentre limitano le perdite il FTSE 100 di Londra meno 0,7%, il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid meno 0,9%. A Wall Street viaggiano in calo Dow Jones meno 0,7%, S&P 500 meno 1,4% e Nasdaq meno 2,5%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra 1,202 mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 109,3. Avanzano le quotazioni del greggio con il Brent più 1,4 a 68,5 dollari e il VTI più 1,4 a 65,7 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 110 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,86. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB pesa il tracollo di Ferrari meno 8% dopo la pubblicazione dei risultati e soprattutto la decisione di posticipare di un anno i target finanziari al 2022 a causa della crisi Covid. In calo anche Nexi meno 4,2%, CNH meno 3% ed Exor meno 2,8%, mentre chiudono in controtendenza Campari più 2,6% dopo i conti del primo trimestre e i petroliferi Saipem più 1,7% e Tenaris più 0,8%. Grazie e buon proseguimento di serata. È il momento di vedere che tempo farà domani. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Persiste una fase di tempo variabile con instabilità in temporanea intensificazione nella giornata di mercoledì a causa di un transito di un fronte instabile in risalita dalla Tunisia. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso su tutta la regione con addensamenti più densi su Cosentino e Catanzarese Tirrenico, associate a possibili piogge che sui versanti tirrenici più settentrionali potrebbero assumere carattere di rovescio. Sui versanti ionici ci sarà spazio per qualche schiarita. Temperature in diminuzione nei valori massimi sui settori tirrenici, in aumento su quelli ionici. Domani venti deboli tendenti a moderati da scirocco sul Tirreno con mare poco mosso, tra deboli e moderati da sud-ovest con tendenza a disporsi da sud sullo Ionio con mare poco mosso, calmo o quasi calmo il Golfo di Taranto. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.